Se da un lato si è trovata la soluzione per il passaggio della sfilata domenicale dei gruppi in via Atenea dopo la protesta dei commercianti e l'assemblea svolta qualche giorno fa degli stessi, ieri è stata la volta dei commercianti di via Callicrati, di via Manzoni, che hanno lanciato forti lamentele al primo cittadino, poiché la stessa non passa dalle vie sopracitate, un fatto grave dopo una tradizione che vede gruppi essere presenti nelle vie a valle di Piazza Stazione. Una richiesta in tal senso viene fatta dai cittadini e dai commercianti della zona affinché il sindaco Firetto possa colmare tale lacuna. Per quale motivo non passa dalla via Manzoni e via Callicrati, visto che la via Atenea si sono accordate, e se qua perché siamo esclusi da questa sagra Mandorla in Fiore? Vorrei dire queste due parole al sindaco, perché a noi ci tratta cittadini di serie B, di terza categoria, non capisco il motivo perché. Un bacino di utenza, qua ci sono anziani, qua ci sono commercianti, noi siamo i reduci di guerra, cerchiamo di tirare avanti, ma questa è una batosta che ci dà, cioè non possiamo tirare avanti cosa, avevamo questa solo festa perché qua non abbiamo niente, e avevamo solo questa festa e ce l'ha tagliata, nel 2016 ci ha tagliato la fiaccolata. E nella fiaccolata non c'entrava né l'ente parco né questione di sicurezza, è stata una sua decisione, abbiamo fatto lamentela, abbiamo fatto protesta e di qua c'è entrata e dall'altro orecchio c'è uscito. Ora ci ha tagliato pure la sfilata finale, ora c'è l'alibi dell'ente parco della sicurezza, ma qua le strade sono belle ampie, ci sono le vie d'uscita, anzi c'è più pericolo in via Atenea che in via Callicrati e in via Manzoni, che senso ha? Perché deve privare i cittadini e i commercianti di questa festa? Perché lo deve fare? Ce lo deve spiegare, perché ancora non ci ha spiegato niente, ancora nessuno ci ha spiegato niente. Orecchie da mercante. Noi chiediamo alle autorità competenti che anche il nostro quartiere viene considerato come la via Atenea, e avendo gli stessi diritti che hanno i cittadini di via Atenea lo abbiano anche i cittadini di Agrigento, il quartiere di via Manzoni, via Callicrati e le altre vie limitrofe. Ce lo deve spiegare. Per i diritti dei cittadini è giusto che tutti partecipano e abbiano la considerazione, la possibilità di vedere la sfilata finale come è fatto dalla storia, sempre da tantissimi anni. La spiegazione, noi vogliamo una spiegazione, perché si parla solo della via Atenea, ma non si parla della via Callicrati e della via Manzoni. Così, in punto in bianco, ci vediamo magari una spiegazione, noi siamo cittadini, paghiamo le tasse, ci scopiamo davanti ai marciapiedi che monnezza quello che è, ma almeno ci dà una spiegazione, vogliamo una spiegazione, tutto qui. Basta. Basta per motivi della sporcizia che c'è in tutta via Manzoni e via Callicrati. Io penso che sia questo il motivo perché non facciamo passare più di qua, perché poi i turisti vedono la sporcizia che c'è tra via Manzoni e via Callicrati, perché infatti là in via Atenea e dove ci sono la casa dei carabinieri hanno pulito tutti gli alberi e qua ci hanno abbandonato proprio. Lo capisce il sindaco quanti anziani ci sono in via Callicrati e in via Manzoni, in via Dante, che non possono camminare e salire in via Atenea? Io non lo so se lui lo guarda, è un sindaco e queste cose le deve capire, se ha questa sensibilità. Se poi non ce l'ha, che Dio l'aiuti, che vuole che le dica.